Il ballo in Sardegna è una tra le espressioni più importanti e ricche di significato della tradizione popolare. La sua origine plurisecolare è testimoniata da importanti ritrovamenti archeologici come l'effigie della colonnina di Tarros, il bassorilievo scolpito nell'architrave della chiesa di San Pietro di Zuri, le formelle in terracotta presenti nella chiesa di San Bachisio a Bolotana e numerose altre ancora. In questa regione il ballo ha sempre avuto grande importanza, infatti rappresentava non un semplice momento di divertimento, ma un indispensabile motivo di aggregazione e socializzazione. Attraverso il ballo si scandivano i momenti di vita della comunità, si festeggiavano le nascite, i matrimoni, il santo patrono, si ballava alla fine della messa, dopo un buon raccolto o per la fruttuosa annata. Tanti erano i motivi che inducevano le comunità ad organizzarlo. L'antica origine dei balli sardi è fortemente legata all'accompagnamento musicale. Un prezioso esempio è dato dal canto a tenores, che rappresenta la più alta espressione della cultura musicale della millenaria civiltà sarda. Accudida sul folklore, affaghe su ballo tundu, che su menzur de su mundu, candes canta da tenore, candes canta da Venite barbari cinar, sozzastrina sacudite, e da tutto sarmarinar, baruni e sarbinite, Piesa sin corrutto, frondide che l'usi sallu, vaghi de boscusto ballu, ascoltate gusto muto. Il ballo tondo, diffuso in tutta la regione, assume caratteristiche e peculiarità diverse a seconda delle zone di appartenenza. Nel Logudoro dell'antico ballo rituale sono evidenti i diversi elementi fondamentali, come il tremolio ritmico, le scosse delle braccia e il cerchio rotante mai interrotto durante l'esecuzione.
sagradata, canto misa sagradata, sa domenica mutata, sull'uni s'andando all'inna, digri 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 digri, piscina bella piscina, piscina bella piscina, canto misa sagradata, sa